Il profilo dell'assessore regionale all'agricoltura Federico Canera fatto da cassa da risonanza al post che Coldiretti Veneto ha pubblicato su Facebook a seguito dell'abbattersi di una furiosa tempesta in quel di Vicenza. Coldiretti ha lamentato campi di patate allagati, coltivazioni di zucchine e interi ettari di ortaggi disintegrati, piante di tabacco distrutte, sottolineando che gli agricoltori veneti sono stati colpiti a macchia di leopardo da precipitazioni molto intense, culminate in alcuni casi, come a Vicenza, da violenti e devastanti grandinate. Ora si sta facendo una prima valutazione dei danni. Oltre la grandine, anche la pioggia caduta con un'intensità inaudita fa fatica ad essere assorbita dai terreni. Coldiretti ha commentato il post con un inciso. Nel mese di luglio si sono abbattute sulla penisola ben 8 diverse tempeste al giorno. È quanto emerge dall'analisi Coldiretti sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database. Valutazione in riferimento agli ultimi temporali con grandine prima dell'annunciato arrivo di un'intensa ondata di caldo. Abbiamo sentito Giuseppe Boscolo Palo, amministratore di Ortomercato Veneto, a cui abbiamo chiesto un commento a caldo per quanto riguarda le nostre coltivazioni, quanto la pioggia che si è abbattuta oggi può aver avuto ripercussioni sui raccolti, e spiega: per chi ha seminato in questi giorni carote per la raccolta autunnale, questo tempo piovoso è un toccasana sotto l'aspetto del risparmio, perché non è necessario irrigare. Il radicchio invece deve essere ancora trapiantato, quindi ritiene sia prematura qualsiasi commento, sono da aspettare un'altra decina di giorni. In ambito prettamente agricolo la raccolta del grano va volgendo al termine, la pioggia la fa slittare di qualche giorno. Invece il mais e la soia ringraziano, sperando che non grandini. La grandine infatti è una tra le cose peggiori che possa colpire i raccolti. Erano state annunciate, ne avevamo parlato anche noi, condizioni meteo di instabilità a partire da ieri sera fino ad oggi. Erano previste fasi con rovesci e temporali sparsi e locali fenomeni intensi, distinti da forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate. L'informazione era partita dal centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto e il fronte che questa mattina ricopriva il cielo e si avvicinava imperterrito sembrava davvero minaccioso. Oggi, giovedì, giornata di mercato, il Corso del Popolo era pieno di banchi e di gente, lo è stato fino all'ultimo minuto. Pochi minuti prima che cominciasse a piovere, le persone hanno cominciato un tranquillo fuggi, tenendo sempre un occhio rivolto al cielo. Le prime gocce hanno visto gli ambulanti raccogliere le proprie cose e caricarle sui furgoni, alcuni giusto in tempo per partire avendo messo tutto al riparo. Non è la prima volta che un forte maltempo colpisce i banchi del mercato e in altre occasioni i danni che il maltempo ha provocato sono stati notevoli. Oggi dovremmo aver visto l'ultimo sfogo notevole del meteo, ora la situazione, dicono, si vada a tranquillizzare. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Dunque, questa mattina alle 11 è arrivato quel nubifragio, quella cella, supercella che è arrivata sopra Chioggia. Sembrerebbe che per fortuna non ci siano state cose particolari. Ovviamente cosa succede? Quando arriva tanta acqua, da qualche parte deve andare. Allora, sappiate che c'è un impianto fognario importante che è stato realizzato da anni e sempre continua Veritas a cercare di migliorarlo. Faccio un esempio.
il ridotto Madonna, vi ricorderete che bastava poco e diventava un lago. Invece è già tempo che, insomma, quando, anche se arriva tanta acqua, ci sono le pompe, c'è tutto quanto l'impianto che è stato fatto, per fortuna quel problema non c'è. C'è il problema del sottopassaggio, anche lì l'amministrazione sta studiando come fare, probabilmente alzeranno, metteranno delle pompe perché non viene fuori dalla falda, non c'è niente da fare. Allora, qualcuno ci ha chiamato perché è arrivata un sacco di, diciamo, di fogna dentro il Lusenzo, dalla parte che sfiora più o meno dove c'è il ponte Baden-Powell. Allora, noi siamo i difensori delle cause perse, difendiamo la polizia locale, difendiamo il pronto soccorso e difendiamo anche Veritas. Ecco, non ci pagano per difendere. E qualcuno ogni tanto mi ferma e mi dice ti pagano per difendere, non è così. Allora, quando arriva tanta acqua c'è il troppo pieno, cioè praticamente intanto una buona parte dell'acqua che è arrivata è andata a finire al depuratore che poi depura e rimette in laguna, il depuratore che c'è in Val d'Ario, ma una parte non ce la fa il sistema a assorbire tanta acqua. Il famoso megatubo che stanno facendo, anche l'altro raccordo che devono fatto quella manifestazione di protesta per gli alberi che devono passare con un tubo da 120 cm appunto per le acque meteoriche, i tubi sono già di 1,20 m, non possono fare i tubi di 2 metri. Oltretutto ci sono dei costi di milioni e milioni di euro. Ecco, quindi l'acqua che è arrivata nell'Usenzo purtroppo è brutta e sporca, perché ovviamente quando arriva tutta quest'acqua i tubi vengono puliti, è una cosa che dispiace, ma se non fosse così quell'acqua avrebbe allagato le strade, avrebbe allagato le case, avrebbe allagato i garage e comunque andava a finire sull'Usenzo. Ecco, quindi con questo non è che uno non deve indicare, si deve sempre cercare di fare meglio. Sappiamo che ci sono altri cantieri e altri progetti in corso da parte di Veritas. Il famoso megatubo non è ancora stato finito di collegare per quanto riguarda l'ultima parte che da via Mediterraneo va a finire al Brenta, ma anche quello in via di ultimazione. Tenete presente che ci sono dei paesi che non hanno cantieri, non hanno i soldi per fare i lavori. Chioggia è una città fortunata perché comunque, anche se danno disagio, ci sono cantieri tutti i giorni. Con questo non voglio dire che non bisogna lamentarsi, ecco, però il lamento maggiore io lo farei, con tutto il rispetto di tutti, verso gli amici pescatori che dicono che sono custodi del mare, però anche questa mattina presto sul Lombardo c'era un odore di gasolio che era una cosa impressionante. Ecco, quindi ecco, ognuno di noi può fare la sua parte, cominciamo a farla quella differenziata, i sacchetti di immondizie nei posti giusti, non lasciamo abbandonati mobili dove non vanno messi, insomma, tutti i materassi, tutte queste cose qua. Ognuno di noi deve fare la propria parte. La Commissione di salvaguardia di Venezia ha dato il via libera all'installazione di un nuovo sistema di segnalazione luminosa nei canali navigabili della laguna veneziana. Il consigliere regionale del Partito Democratico Veneto, Jonathan Montanariello, ha espresso soddisfazione per questa decisione e ha sottolineato che erano stati presentati degli emendamenti per finanziare l'illuminazione e la sicurezza della laguna di Venezia durante il bilancio regionale. Il nuovo sistema prevede l'utilizzo di lampade a LED alimentate tramite pannelli solari dotati di batterie di accumulo. Le lampade saranno posizionate sulla parte superiore delle bricole e offriranno una migliore segnalazione senza causare inquinamento luminoso. Questa iniziativa mira ad aumentare la sicurezza del traffico acqueo e a garantire una migliore manutenzione degli impianti. Il consigliere Montanariello ha sottolineato che il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, il Comune di Venezia e AVM ACTV.
L'obiettivo è garantire la sicurezza di coloro che navigano nella laguna e svolgono attività professionali, compresi gli operatori della pesca. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. La Coldiretti di Rovigo esprime grande attenzione e preoccupazione riguardo l'accordo sui cereali a livello internazionale. L'annuncio del Ministero degli Esteri russo di non prolungare l'accordo sui cereali che scade il 17 luglio ha causato un aumento delle quotazioni del grano tenero di 2,75 euro a tonnellata in un sol giorno. Una decisione che coinvolge direttamente l'Italia, dove le importazioni di grano dall'Ucraina sono aumentate del 326% nel primo trimestre del 2023, pari a oltre 115 milioni di chili. L'intesa è fondamentale per garantire gli approvvigionamenti in paesi poveri dell'Africa e dell'Asia e per evitare carestie che potrebbero portare a flussi migratori. Tuttavia è necessario evitare speculazioni e distorsioni commerciali causate dall'afflusso di grano ucraino sul mercato europeo. Coldiretti sottolinea che in Italia le quotazioni del grano tenero sono crollate del 30% nell'ultimo anno, arrivando a soli 26 centesimi al chilo che non coprono i costi di produzione. Solo il 55% dei prodotti agricoli provenienti dall'Ucraina dopo l'accordo ha raggiunto i paesi in via di sviluppo, mentre il restante è stato destinato principalmente alla Cina, che ha beneficiato maggiormente dell'accordo. Questa situazione crea preoccupazione tra i produttori italiani, soprattutto nella provincia di Rovigo, che ha visto un aumento delle coltivazioni di grano e orzo quest'anno. Gli aumenti dei costi di produzione, il clima incostante con periodi di siccità alternato a forti piogge e la speculazione internazionale stanno creando una situazione difficile per le aziende agricole. La Coldiretti richiede una buona gestione del prodotto, valorizzando gli investimenti fatti per produrre bene e spingendo i consumatori verso le filiere nazionali che utilizzano prodotti italiani. Allo stesso tempo si auspica che le istituzioni nazionali e comunitarie si impegnino nella protezione del sistema economico italiano da attacchi commerciali e geopolitici di questo tipo. Si sottolinea che il cibo non può essere oggetto di scambio politico e si chiede rispetto per gli sforzi delle imprese agricole italiane che operano in condizioni sempre più difficili. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.